Era arrivato da Farmacie Unite nei giorni scorsi l'allarme sulla carenza di alcuni medicinali, come quelli ad esempio per l'epilessia, le pancreatiti o il diabete, una sofferenza registrata anche nelle farmacie ospedaliere. La situazione è più critica tra dicembre e gennaio. Abbiamo dovuto ovviamente, fare una serie di richieste, soprattutto ai grossisti, perché mancavano dei farmaci o ci arrivavano una parte di farmaci, altri farmaci non arrivavano. Una carenza legata, spiega il direttore dell'ULSS 2, ad una riclassificazione dei farmaci da parte delle multinazionali. E poi soprattutto immagino ci sia stato anche un cambio del tariffario del costo del farmaco, che l'hanno ovviamente aggiornato e questo ha creato dei problemi di distribuzione. Lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Il nuovo primario Filippo Sconza è al lavoro per rifornire il magazzino del Cafoncello. Abbiamo già fatto una serie di richieste in abbondanza al grossista, ai fornitori e quindi adesso dovremmo avere risolto completamente il problema. Parallelamente l'ULSS 2 è impegnata su un altro fronte. Stiamo lavorando per fare l'informatizzazione del farmaco. Ciò significa che faremo un punto unico a Vittorio Veneto dove ci sarà distribuzione.